che grazie a Dio non è una cosa riservata ed esclusiva ai monaci, che grazie a Dio l'hanno preservata e ce l'hanno la stessa fino a noi oggi. Ma questo metodo di ascolto, di lettura appunto della parola, fa cogliere il testo biblico, nel testo biblico la parola viva che interpella, orienta e plasma l'esistenza. Quindi nutrirci della parola per essere servi della parola, nell'impegno della nuova evangelizzazione. Ma mi piace ora sottolineare quanto ha dato, quanto ha già detto Giovanni Paolo II in questa provocazione fortissima nel programmare ogni pastorale del nuovo millennio. Fare della Chiesa la casa della scuola della comunione. Ecco la grande sfida che ci sta davanti nel millennio che inizia, e sono già passati quasi 10 anni dal nuovo millennio iniziato. Se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo intero. Ma che cosa significa questo in concreto? Anche qui il discorso potrebbe farsi immediatamente operativo, ma sarebbe sbagliato secondare i singoli impulsi. Prima di programmare iniziative concrete occorre promuovere una spiritualità di comunione, facendola emergere come principio educativo in tutti i luoghi dove si plasma l'uomo e il cristiano. Noi ce lo stiamo riproponendo qui in un'assemblea diocesana, ecclesiale, quindi in tutti i luoghi dove si educano i ministri dell'altare, dove si educano i consacrati, gli operatori pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità. Spiritualità della comunione significa innanzitutto uno sguardo del cuore portato sul mistero della Trinità che abita in noi, e a cui diceva conta anche nel volto dei fratelli che ci stanno accanto. Significa, spiritualità della comunione, capacità di sentire il fratello di fede nell'unità profonda del corpo misto. Dunque, come uno che mi appartiene, per sapere condividere le sue gioie e le sue sofferenze, per intuire i desideri e prendersi cura dei suoi bisogni, per offrirgli una vera e profonda amicizia. E mi fermo qui, quando invece vi suggerirei di ritornarci su questo bellissimo documento di Giovanni Paolo II, e soprattutto su questo numero, il numero 43 di Nuovo Millennio in Dio, per darci appunto quella base sulla quale fondare la nostra spiritualità cristiana, non suddivisa in tanti rivoli, ma unita e fondata appunto dall'unica sorgente, che è la parola stessa. E proprio per questo vorrei suggerirvi, sono tanti anche i documenti della Chiesa in questo senso, per far sì che la Bibbia, che non è solo un insieme di documenti che riguardano l'origine stessa della Chiesa, ma è parola di Dio che si rivolge alla Chiesa e al mondo intero, nel tempo presente, oggi, per me. E vorrei ancora suggerire un piccolo libretto della prima relazione di Don Mauro, che qualche anno fa, qualche decennio fa, aveva pubblicato. Leggere la Bibbia con la vita, una lettura esistenziale della parola di Dio. E questa lettura esistenziale è tesa a cogliere il valore decisivo e significativo per me, qui e ora, della parola, che mette in evidenza il carattere di appello della parola, che si rivolge personalmente al credente ed esige una risposta piena con la vita. E se non c'è questo cammino personale, non potrebbe esserci neppure un cammino comunionale, di gruppo, di comunità, di parrocchia. E proprio per questo concludo con un appello. Ce ne sono tanti riferimenti biblici che ci aiutano a prendere questa consapevolezza che non possiamo fare a meno davvero della parola. E come dice quel salmo, bellissimo, Salmo 119, che lampada per i miei passi è la parola, luce sul mio cammino, altrimenti dove poter andare? Altrimenti sarò confuso dalle parole, altrimenti sarò messo in crisi anche magari dall'incontro con un testimone di Geova, giusto per dire, che vedendomi davanti la parola io non conosco, sono messo subito in crisi. E com'è possibile questo? E allora, nessuna
e anche sotto la guida di Eli, un sacerdote, però effettivamente non conosce Dio, non conosce la parola. Andatevi a rileggere il capitolo 3 del primo libro di Samuele. Voglio sottolineare semplicemente con voi, per la brevità del tempo, alcune provocazioni appunto di questo. Samuele è un giovane che continuava a servire il Signore, sta nel Tempio, come noi stiamo nella Chiesa, sotto la guida appunto di Eli, forse anche un bravo parroco però che è anziano, un Eli che è stanco. La parola del Signore dice rara in quei giorni e le visioni non erano frequenti. E Samuele sente una chiamata, non riesce a distinguere. La funzione di Eli è quella di aiutare Samuele a porgere le orecchie. E non accetta, non riesce a rendersene conto, fino a quando, dopo la fine, dopo la bellissima notazione che dice la parola, in realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né era stata ancora rivelata la parola del Signore. Concludo con questa provocazione, appunto, perché finalmente Eli si rende conto, dopo che gli aveva detto lasciami stare, non sono stanco, non ti ho chiamato io, allora finalmente capisce. Allora, se senti ancora una cosa, questa parola ferma, mettiti di fronte a questa parola che senti e ti parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. E il testo dice così, bellissimo: Samuele andò a coricarsi al suo posto, venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora, come le altre volte. E allora il Signore disse a Samuele, dopo che gli ha detto parla, Signore, il tuo servo ti ascolta, ecco, io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque lo taglia avrà stordite le orecchie. E questo è anche per noi. Dio non vuole semplicemente stordirci, ma darci tutto in pienezza, come abbiamo vissuto e celebrato anche in questi giorni. Sta a noi disporci ad accogliere però questo invito, perché viene la parola, viene fra i suoi, ma nessuno la racconta. Chi l'accoglie invece ha dato un potere grande, il potere di diventare figli di Dio. E così vi lascio nella provocazione anche di altri testi. Mi sarebbe piaciuto anche dare, concludo veramente, perché ci sono le provocazioni anche da altre parti. E la stessa parola di Gesù, una parola che si usa spesso anche in altri contesti, iniziando la nuova famiglia per esempio, l'ho ripetuta qualche giorno fa anche benedicendo un matrimonio, che non si tratta di un bigottismo, il prendere in mano la parola di Dio e diventare quasi esperti. Non vi dice Signore, Signore, entrare nei cieli, dice Gesù, ma chi ascolta la parola e la prende sul serio e la mette in pratica. Tutti ascoltano. Chi ascolta e mette in pratica è l'uomo saggio, che costruisce la sua casa, la sua vita, la sua spiritualità sulla roccia. Chi ascolta ma non prende sul serio, ma non la mette in pratica, è l'uomo storto, che costruisce la sua vita, la sua spiritualità sulla sabbia. E siccome è inevitabile che vengono